Arte e artigianato in questa manifestazione di Arredamont stiamo vedendo e si vedranno nei prossimi giorni aspetti di artigianato ma anche di arte, e nell'ambito dell'arte ci sarà l'occasione di vedere alcune opere di Augusto Mürer, di cui ricorre quest'anno il 100° anniversario della nascita. Mürer era un artista, uno scultore che è nato in montagna non lontano da queste valli e che ha scelto di rimanere in queste valli, a differenza di altri che invece hanno deciso di abbandonare il proprio territorio per andare in città per avere maggiori opportunità. Devo dire che Mürer ha fatto una scelta di cuore, una scelta di vita, quella di rimanere nel suo territorio, e che ha rappresentato in tutte le forme, in tutte le maniere, attraverso la sua arte, le sculture in legno, ma non solo in legno, attraverso le opere grafiche e anche in bronzo. È un testimone, direi, della propria terra a tutto tondo, e in questa occasione, di questa manifestazione di Arredamont, che è veramente di altissimo livello, vi è l'occasione di vedere alcune opere in linee di Mürer degli anni 50 e 60. Devo dire che il rapporto tra noi, la nostra famiglia, e il museo che Mürer e l'Ungarone Fiere è una collaborazione stretta che dura da moltissimi anni, ed è per noi è un grande onore davvero essere qui insieme ad altri artigiani di altissimo livello. Arredamont che riparte in serenità dopo 2 anni di difficoltà, ma riparte soprattutto con la valorizzazione degli artigiani che espongono in questa fiera e che hanno messo in campo tutte quante le loro qualità, le loro performance, ma anche la tecnologia e l'innovazione che queste aziende sanno portare, che magari non si percepisce immediatamente, ma poi andando a visitare gli stand uno per uno si ritrova. Un'artigianalità che spazia dal campo del legno, dell'arte, della lavorazione delle stoffe e dei tanti spunti che si possono trovare per allestire le nostre case di montagna e non solo. Una Arredamont stupenda quest'anno, finalmente ormai Covid è passato, almeno speriamo, ma sicuramente è passato comunque per questa edizione eccezionale, proprio perché è la prima edizione dopo quello che è avvenuto con l'emergenza pandemica. È un'edizione molto bella perché gli artigiani stanno presentando, le aziende presenti, sono quasi 200 prodotti bellissimi. Ogni volta la Fiera Arredamont presenta qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo, ma quest'anno c'è anche la coincidenza con Arte in Fiera. A sua volta Arte in Fiera ha la coincidenza con i 100 anni del Mürer, grandissimo artista del territorio, perché questa è la fiera di Longarone, fiera delle montagne, fiera del Bellunese, che quindi vuole celebrare anche i suoi artisti. E il Mürer fra questi è uno sicuramente di grande spicco, di grandissima importanza. Ecco quindi che abbiamo l'arte insieme con l'artigianato, ma se verrete in fiera di Longarone e verrete a vedere appunto questa bellissima Arredamont, farete anche fatica a distinguere l'artigiano dall'artista, perché ci sono dei lavori fatti talmente bene da parte dei nostri artigiani che rasentano appunto l'arte. E quindi conviene venire, anche perché questa è una fiera, inizia oggi sabato e va avanti fino a domenica prossima, che è anche per i consumatori, quindi non è solamente per le imprese. Ecco perché vale la pena venire, soprattutto le famiglie, le signori, le madri, le compagni, le mogli che vogliono arredare casa o che stanno restaurando casa propria. È un momento bellissimo anche di stare insieme e di sentire anche degli approfondimenti, dei convegni, perché si parla anche di tappeti, di tappezzerie, ma anche di pannelli fotovoltaici, di come adeguarli a un maso, a un edificio rurale, a una casa d'epoca, quindi di una certa età e di un certo valore storico. Quindi è una fiera che ha tantissime cose, molto varia, ma ricordiamo veramente alla fine anche Arte in Fiera in concomitanza e Mürer, bellissima mostra che quest'anno appunto sta caratterizzando il patrimonio, gli eventi artistici della provincia di Belluno. Arredamont per noi è una fiera molto importante per le imprese che noi rappresentiamo, che è il mondo dell'artigianato, un momento di sicuramente business, ma è un momento di crescita per la contaminazione che in fiera le aziende possono avere con le altre realtà del territorio e non.
Siamo particolarmente felici come associazione di supportare l'ente fiere, supportare le imprese nella loro partecipazione, perché oltre ovviamente alla promozione all'interno di tutto il nostro network, ma soprattutto aiutiamo le imprese nel progettare la presenza e quindi di cogliere quelle che sono le opportunità che la bilateralità artigiana mette loro a disposizione per supportarle economicamente anche nella partecipazione a questi eventi.